buonasera a tutti. Due parole per presentare il relatore di oggi, professor Rombai, è presidente della sezione Vitalia Nostra di Firenze da diversi anni, quindi dove svolge un'attività diciamo instancabile. E un grande studioso, credo che, forse lo posso dire, credo sia il massimo studioso di geografia storica della Toscana e non solo, insomma, della Toscana. È un maestro nella disciplina, nella geografia storica e quindi nella storia del territorio, nella storia dell'organizzazione del territorio. E ha insegnato a lungo all'Università di Firenze, ha al suo attivo centinaia di pubblicazioni, credo l'abbia mai contate nemmeno lui, che vanno dai temi, diciamo, della geografia, della storia, del territorio, i beni culturali, il patrimonio, il paesaggio, l'ambiente, la difesa dell'ambiente, soprattutto negli ultimi anni. Oggi ci parla, come avrete visto dal titolo, di Firenze, i fiorentini visti dai forestieri e dagli scrittori, anche se oggi, poi questo ce lo dirà lui, credo che ci parli soprattutto dei forestieri, vero? Soprattutto dei viaggiatori, anche perché è un tema veramente vasto e quindi abbiamo deciso di concentrare oggi questo intervento sui forestieri e rimandare gli scrittori al programma del prossimo anno. Quindi io lascio immediatamente la parola al professore. Buonasera a tutti, siamo un po' in ritardo, quindi io vi presenterò un po' di frammenti di rappresentazioni di Firenze e un po' anche dei fiorentini, soprattutto relatti da viaggiatori del Grand Tour, quindi viaggiatori europei da fine 500 al primo Novecento. Pochi frammenti, però con la promessa di inserire nel nostro blog L'Italia Nostra un'antologia abbastanza sostanziosa di brani, quindi questo già dall'inizio della prossima settimana, quindi potete trovare molti altri riferimenti. La bibliografia è sterminata, io ho indicato alcuni titoli. Molto utili sono anche i libretti della soprintendenza di Claudio Paolini su Firenze e Fiorentini, quindi ricordandovi chi volesse accingersi a un'analisi su testi originali, c'è il bellissimo, straordinario, chiamiamolo archivio, una raccolta però appunto di testi, di libri Fiammetta Orski. Io credo che siano 1 migliaio, non ho contati, ma 1 migliaio di libri di letteratura di viaggio, frazionata purtroppo per ragioni di costi quando venne acquisita dalle due biblioteche, tra la Nazionale e il DSE, e la biblioteca del DSE, che veramente è una cosa straordinaria che abbiamo cercato di... Ecco, la Firenze che poi diventa un mito, quindi la bella Firenze, o meglio Firenze la bella, come sarà definita per tanti secoli, non solo dai viaggiatori stranieri, ma non è solo l'urbanistica, sono anche i fiorentini, la Firenze importante nell'economia, finanza, commercio, importanza nella politica, che va piano piano a controllare buona parte della Toscana, importante nelle arti e nelle scienze, si definisce, secondo me, tra tardo medioevo e Rinascimento. Quindi, sono tanti coloro che, questi sono i fiorentini che creano il mito, e poi sarà recepito da forestieri, che esaltano la bellezza della Firenze e del suo contenuto, e quindi fiorentini, quindi le funzioni della città. A partire da Giovanni Villano, sappiamo anche se Giovanni Villano guarda soprattutto alla campagna, le ville, quindi alla mezzadria, e poi Benedetto Varchi. Fra tutti ho scelto Coluccio Salutati. Siamo, vedete, nel 1403, non so se riuscite a leggere qualcosa, perché Coluccio Salutati, come sappiamo, è uno dei padri del primo umanesimo fiorentino, allievo di Boccaccio, maestro di Baccio, scusatemi, quindi di Poggiorini, ecco, Poggio Bracciolini, scusatemi, a volte i nomi
Guardate cosa scrive. Qual città, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, è più salda nella cinta delle sue mura, più superba di palazzi, più adorna di templi, più bella di edifici, più splendida di porticati, più ricca di piazze, più lieta di ampie strade, più grande di popolo, più gloriosa di cittadini, più inesauribile di ricchezze, più feconda nei campi. Qual mai è un luogo più bello, un cielo più salubre? Qual è più linda, più ricca di pozzi, più dolce di acque, più operosa di arti, più abbondante di municipi, cioè comunità soggette, più dotata di agricoltori? Qual città priva di porto ha tanto traffico di merci? Nel 1403 non era stata acquisita ancora Pisa, 3 anni dopo, e quindi poi Livorno nel 1421. Dove è maggiore il commercio, più ricco per varietà di scambi, più abile per sottili accorgimenti? Dove uomini più illustri e per tacere degli infiniti, e sarebbe fastidioso ricordare, così insigni per imprese, valenti nelle armi, potenti per giusti domini e famosi. 1400. Quindi nasce effettivamente il mito della Firenze la Bella, come sarà definita. Guardate questo umanista e commerciante inglese Robert Darlington, che nel 1596 viene in Toscana e il Granducato gli dedica un bel libretto, tra l'altro pubblicato con la compianta Nicoletta Francovic un po' di anni fa. È un geografo che si è formato sui testi della geografia cinquecentesca e ha una acutezza di sguardo e di comprensione straordinaria per le città, per la campagna, per il sistema granducale toscano a cui dedica questo bel libro. Firenze ha vie molto lunghe, diritte, ampie e belle, pavimentate a pietre larghe che chiamano lastre, in modo che il brutto tempo non le deturpi. È abbellita da molti palazzi maestosi che hanno più del reale che del cittadinesco, come quello della Signoria, ma il Palazzo Pitti, dove sta sempre la corte del Granduca, Palazzo Medici, quello degli Strozzi e molti altri. È abbellita da molte grandi piazze con molte statue, alcune di bronzo come quella di Cosimo, è attraversata dal fiume Arno, su cui sono 4 bei ponti di pietra per passare da una parte all'altra, è abbellita da molti bei conventi e chiese, ma soprattutto la più magnifica e mirabile fabbrica del Duomo. No, mi interessa, ecco, la bellezza dei materiali e la rarità del lavoro sono talmente eccellenti che Carlo d'Austria, cioè l'imperatore Carlo V, che nel 1530 poi provvede a riconquistare la Firenze comunale dalla Medici ad Alessandro, disse che era un peccato che non ci fosse un manto a proteggerlo dall'intemperie. Ecco, sì, ci sono ovviamente le bellezze d'arte, eccetera, eccetera, la bella biblioteca laurenziana, 44 chiese parrocchiali, 12 priorie, 76 conventi maschili e femminili, 37 ospedali. Di religiosi di ogni tipo ve ne sono 24.000 alla fine, gli anni della Controriforma e di altra popolazione, tanta da arrivare alla cifra di 90.000, quindi insomma più di un quarto della popolazione erano preti, monaci o monache, e poi la biblioteca di San Lorenzo. Certo che queste visioni che riprendono il mito della bellezza della città e dei contenuti non sono univoche, ci sono le eccezioni, ci sono il bastian contrario, quindi le criticità nelle descrizioni di Firenze e dei fiorentini non mancano anche tra forestieri. Per esempio Michel de Montaigne, umanista, medico francese, ecco, non so perché questa città è chiamata bella per eccellenza, viene nel 1580-81, essa lo è, ma senza nessuna superiorità su Bologna e poco su Ferrara, e senza paragone al di sotto di Venezia, quindi una valutazione estetica della città che una persona di grido, di alta cultura come Montaigne non condivide. Certamente i visitatori esaltano la bellezza dei palazzi, ormai fino al 500 la città è tappezzata di grandi palazzi signorili,
la bellezza dei conventi, la bellezza delle chiese, la bellezza dei lastricapi che ci ricordava anche Darlington. Ecco, però molti di questi viaggiatori anche nei palazzi ne danno un'idea, insomma, in chiaroscuro. Sono massicci, sono cupi, rendono buia la via sottostante, e poi sono le vie relativamente strette. Magari sarà utile nell'estate perché frescheggiano il climatologico fiorentino, ma per il resto, ecco, danno questo. Ed è uno stereotipo questo di vedere i palazzi fiorentini dal primo Seicento fino a tutto l'Ottocento con questa visione severa, di severità. Anche questi scrittori tardo ottocenteschi come Orwell 1886, Rilke 1898, sottolinea a distanza di secoli queste stesse impressioni anche loro circa le mute facciate con fare ostile, come dice Maria Rilke, insomma, no? Sembra militaresca, una città militaresca, tutta questa edilizia quindi rinascimentale, cinquecentesca, che piace da una parte la simmetria, l'ordine, la regolarità, la monumentalità, ma insomma, ecco, dà anche queste impressioni non sempre, quindi. Ecco, e così per i lastrici stradali, quindi. Abbiamo ricordato Darlington, oltre a colui ci salutati, la bellezza, la simmetria, però ecco, il fatto era che non esisteva un servizio di raccolta pubblica di nettezza e tutti scaricavano sulle strade dalle case, ma anche direttamente dalle vie e dalle piazze negli angoli magari più oscuri, quindi i loro bisogni, anche escrementi quindi, ed altro. E questo è un aspetto che colpisce in chiaroscuro la bellezza, perché? Perché c'è una torma di fiorentini poveri che raccoglie, che spazza, raccoglie, pulisce quindi le vie e le piazze volontariamente, perché questi escrementi, questi rifiuti generalmente organici, sono un bel concime da rivendere agli ortolani e a mezzadri dentro la città e fuori dalla città, dove ci sono gli orti sia verso l'Arno, verso l'Africo, verso anche a sud della città tradizionalmente. Quindi diventa un'attività economica. E quindi su questo si possono vedere anche delle critiche su questo aspetto, le pietre che rivestono strade e piazze. Lo stesso Montaigne, la città è lastricata di pietre lisce, senza arte né ordine, dice lui. Quindi Stendhal invece accoglie il giudizio positivo. Firenze è pavimentata a grandi blocchi in pietra bianca di forma irregolare, di una pulizia rara. Nelle sue vie si respira non so quale straordinario profumo. Se si fa eccezione per qualche borgo olandese, Firenze è forse la città più pulita dell'universo. Questo è Stendhal, no? Quindi siamo nel 1817. Petit Radelle, altro francese, più o meno nello stesso tempo. Le strade sono pulite a tutte le ore da uomini e da bambini e si trascinano dietro piccole carrette dove mettono i rifiuti man mano che spazzano per quella attività, insomma, economica che vi ricordavo poco. Un bastian contrario straordinario, un po' nel suo viaggio, nel reso conto nel 1775, è il Marchese de Sade, quindi questo gentiluomo noto per altre cose, oltre che il viaggiatore. Le pietre piatte e larghe che pavimentano questa grande città hanno al primo colpo d'occhio un'apparenza di bellezza e di gusto, ma non si tratta di apparenza, vengono raramente riparate e per poco si deteriorano e formano dei buchi di una profondità capace nell'oscurità di dare origine a ruzzoloni veramente pericolosi. Ne posso parlare con una certa esperienza, viene in mente i nostri tempi, quando per la verità più nell'asfalto che ormai ha sostituito il basolato in pietre e altrove. Quindi. Però la Firenze la bella, quindi Firenze accogliente, domina, se uno dovesse fare poi una classifica di tutti questi giudizi, anche discordi, insomma, tra di loro. Così questa nobildonna, la Linke Piozzi, quindi
che per tante altre descrizioni rimase affascinata dalla città e dai fiorentini. Nel 1785 devo dire addio alla bella Firenze, le cui strade sono tenute così pulite che camminandoci si ha paura non di sporcarsi, ma di sporcarle. I cui viali pubblici sono tutti ben sarchiati, come in Inghilterra, e i cui giardini hanno un aspetto familiare, simile a quelli di Batte, come sapete era la stazione di soggiorno in Inghilterra, deve andare anche alla corte, quindi, che è estremamente confortante per un inglese. Dunque, dall'elegante Firenze, così adornata e bella, così linda che è stato detto che si dovrebbe visitare soltanto nei giorni di festa, vedete la fortuna degli stereotipi. Questo ce lo diceva Dallington a proposito di Carlo V, ma eravamo nel Cinquecento, qui a distanza di quasi 3 secoli, no? Siamo nel 1785, 2 secoli almeno, insomma ritorna, e quindi la letteratura che passa di mano in mano e contribuisce a formare, a preparare questi viaggiatori successivi, insomma, ecco, quindi c'è tutta una circolarità, Quindi, e qui è stata dedicata all'antichità, a Flora, ancora residenza dell'armonia, della grazia, in particolare delle belle arti. Ecco, un aspetto che non può non colpire soprattutto gli inglesi, che all'epoca erano una potenza economica, erano già diventati, quindi a livello globale, quindi, è la decadenza economica della città e quindi dei fiorentini. Quindi Firenze non è più quella che si descriveva nel 400 e nel 500. Le economie oceaniche hanno portato alla marginalizzazione del Mediterraneo, quindi un po' di tutta l'Italia. E quindi, ecco, non più banchieri, non più mercanti, ma redditi agrari, quindi si investe sulla terra, i capitali erano stati stornati dai rischi dell'economia globale, quindi le ville, le fattorie, la mezzadria attraverso il sistema della mezzadria, e su questo c'è anche nell'antologia che metteremo in rete, quindi una grande documentazione. Per esempio l'Inglese Ray già nel 1673, siamo nella crisi seicentesca, nella cosiddetta rifeudalizzazione per riguardare alla storia generale. Firenze è attualmente in stato di decadenza, infatti da 40 anni non vi si costruisce una casa nuova, essendo cittadini di genere poveri. Questo fatto in parte è dovuto al gran declino del loro commercio, mentre nel passato i fiorentini rifornivano la Francia di sete, prima ancora di lana, come sappiamo, quindi poi con la crisi trecentesca della lana si fa il passaggio verso la seta, piantando i gelsi. Adesso i francesi producono sete altrettanto bene e forse meglio di loro. Altra causa del declino di Firenze sono le tasse molto alte che il Granduca esige e le gabelle smodate imposte su tutte le merci che si comprano e si vendono. Il più grande commercio estero fiorentino attualmente è quello che si svolge con la nostra nazione, cioè con l'Inghilterra, ma non è molto. Quindi non è soltanto la rifeudalizzazione, la crisi seicentesca, ma c'è anche il malgoverno, il governo fiscalmente intollerabile, quindi dei medici. Quindi in questo caso è il giovane Cosimo III che passa tutto sommato per un principe bigotto sul piano della religione, ma insomma abbastanza europeo, aveva fatto tanti viaggi di formazione in Europa qualche anno prima, negli anni 60. Quindi. E quindi cosa possiamo trovare in questa letteratura? Descrizioni straordinarie di tutto il sistema ricchissimo legato all'assistenza. I mercanti avevano fatto soldi, poi per salvarsi l'anima davano una parte del loro capitale. Quindi gli ospedali, una valanga di ospedali, compresi vedete anche quelli poco considerati, il Bigallo, il Bonifazio, l'Orbetello e poi la Misericordia, la compagnia della Misericordia a cui si dedicavano molti fiorentini con un volontariato che appare molto moderno, quindi anche in questi secoli. E lo stesso l'attenzione per le chiese, per tutte queste decine e decine
di chiese e decine di conventi, quindi che ci rendicontava il protestante Dallington, quindi alla fine del 1500. Quindi, e poi ecco ci sono i giudizi sul Granduca, già il re ci diceva che lo tassa tutto, quindi, ecco, e quindi con una politica che chiaramente impedisce anche all'antica borghesia riunita nelle arti di, insomma, di darsi da fare un po' di più, anziché investire solo poi per avere la rendita dalle proprie terre. Quindi. Così lo stesso re nel 1683, il Granduca qui e in tutti gli altri suoi territori è un sovrano supremo e assoluto e può pro arbitrio imporre tutte le tasse, le gabelle e desidera. E in questo campo non è davvero moderato, ogni famiglia deve pagargli 1/10 del suo reddito annuale, oggi direbbe bei tempi con quelli che paghiamo di IRPEF e di altro, ma insomma allora per un inglese quindi era una cifra intollerabile. Per ogni casa o terreno venduto buona parte del costo va a lui, almeno 1/10. Nessuna donna si può sposare senza cedere al Granduca all'8% della sua dote. Ogni cittadino che ricorre alle vie legali paga il 2% della somma per cui fa causa, per ogni giovenca che viene venduta si paga una corona e nemmeno un cestino di uova può entrare al mercato senza pagare un dazio. Quindi il governo mediceo, quindi soprattutto nel 600 e nel primo 700, acquisisce queste condizioni di una dominazione quindi, che guarda soltanto a fare soldi, ovviamente prendendoli non solo dal mercato, continuano a essere mercanti i medici, quindi hanno anche banche, ma prendendoli da sudditi, sono gli amministrati. E guardate anche verso la nuova dinastia torinese, muore Gian Gastone nel 1737 e arriva Francesco Stefano di Lorena, che però sta sempre a Vienna perché, come si sa, è il marito di Maria Teresa d'Asburgo, imperatrice. Non venne mai accettato dai fiorentini. Quindi non scattò mai, come si legge qui, un feeling tra Firenze e il nuovo duca, che pure era un europeo, quindi di più alta cultura sicuramente rispetto agli ultimi medici. Quindi, così l'inglese siamo uguali, quindi 1754-55, gli anni della reggenza di Francesco Stefano, fino a 10 anni dopo, al 65. I cuori della Toscana agognano un Granduca e vi risieda e hanno pienamente ragione, essendo il loro stato notevolmente impoverito, pensate un po', dopo la morte di Gian Gastone, ultimo della Casa dei Medici. Nulla è più fastidioso per i fiorentini che vedere ogni impiego e ogni posto vacante occupato da lorenesi. Arrivano a frotte dalla Lorena, attratte a questo alveare dal tintinnio della campana di Richelieu, che era il presidente del Consiglio di Reggenza, che rispondeva a Francesco Stefano. La maggior parte dei suoi parenti, tutti i suoi dipendenti, da qui nasce l'odio, l'avversione, i mormorii contro di lui e il suo signore. Pare che il totale delle entrate annuali dello Stato sia di 500.000 lire sterline, le spese annuali ammontano a circa la metà di tale somma, il rimanente viene portato via dal Ducato e concentrato a Vienna. Le statue e i quadri vengono lasciati, ma il vasellame, i gioielli e gli altri preziosi vengono tutti trasportati là. E si capisce quindi perché l'Austria deve finanziare tutte le sue guerre dal primo Settecento, quella austriaca, quella polacca, la guerra dei 7 anni, quindi, e quindi in guerra sempre continua e quindi non solo porta via soldi e gioielli dalla Toscana, ma porta via anche molti toscani e li inquadra nell'esercito austriaco, quindi molti sciacciano la pelle. E per questo, insomma, c'è questo odio verso il primo Lorena. E anche il principe illuminato, a tutti gli effetti, quindi il principino Pietro Leopoldo nel 65 viene a Firenze e fa veramente il Granduca per la prima volta, non che sia stato accolto e anche alla fine del suo regno illuminato nel 90, quando tornò a Vienna a sostituire il fratello morto Giuseppe II, sia stato anche riconosciuta questa sua arte di governo, questa riformista
quindi che per gli storici insomma è a livello dei massimi sistemi europei. Insomma. Ecco, il nostro Granduca perché era un principe duro, quindi mette in piedi uno stato di polizia, quindi nel Granducato. Il nostro Granduca vive con poca magnificenza, è sempre una nobildonna molto carina, molto elegante, quindi nella sua letteratura Lince Piozzi, nel 1785. Per quanto ho potuto osservare, ma di solito dove c'è meno pompa c'è più potere. Decide quando i suoi sudditi devono andare a letto, con chi devono ballare, fino all'ora che ha scelto perché devono andare a riposare. Il Granduca, se viene a sapere una persona risiede a Firenze da lungo tempo e questa non è in grado di dare una buona spiegazione dei suoi affari in questa città, l'ammonisce di andarsene e se indugia dopo tale avvertimento la manda via. Sono nobili eccelle per la pompa del suo seguito o per la magnificenza della sua tavola, il Granduca indaga subito sulle sue pretese e non si fa scrupolo di dargli dei consigli personali e aggiungere aspri rimproveri sulle sue faccende private, la sistemazione dei figli, il matrimonio delle sorelle e via dicendo. Quindi vedete questo polso molto, molto deciso, insomma, che non sfugge soprattutto agli inglesi che vengono da uno Stato liberale dove c'è un Parlamento e dove insomma c'è molte possibilità. Chi si salva? Si salva l'ultimo Granduca, quello, scusate, insomma, per gli storici passa per un coglione, tra virgolette, scusatemi il termine, ma insomma, quindi che non fa solo le bonifiche, non fa solo le strade, non apre solo le ferrovie, quindi non modernizza la Toscana, poi ci lascia le penne nel 1859, ma ecco, per esempio, il francese Pujolat nel 1840. Dopo il novembre del 1838 la nuova organizzazione giudiziaria in Toscana testimonia le intenzioni giuste e i desideri di miglioramento che caratterizzano il governo di Leopoldo. Dai tribunali alle prigioni, la transizione del tutto semplice, il miglioramento del sistema penitenziario ha molto occupato Leopoldo II, che ha soppresso nel 1837 l'antica pena del confino o relegazione in Maremma, che durava da tanti secoli. Firenze non ha più che una sola prigione, al Bargello. La Toscana è oggi la contraria d'Europa, dove il regime delle prigioni è il meno severo, dove la legge è così mite e i crimini sono così rari, dove insomma si può scrivere anche contro il governo, dove non c'è più quella polizia occhiuta e determinata che Pietro Leopoldo aveva messo in piedi, insomma, vero, poi decenni prima. Quindi. Però la Toscana del primo Ottocento è una Toscana in ripresa sul piano economico, e questa la storiografia concorda abbondantemente, non solo per l'agricoltura, ma comincia a rinascere anche una qualche industria agevolata dalle nuove vie moderne di comunicazione, dal liberismo commerciale, quindi economico. Però la Toscana, almeno i toscani e anche Firenze, sta cambiando. Con questa modernizzazione, apertura al globale, già nel primo Ottocento sta cambiando. E tutto questo non piace mica tanto ai viaggiatori stranieri, perché attratti dalla vecchia Firenze, dai vecchi costumi, delle tradizioni, non solo dall'arte e da monumenti, ma anche dalla cultura, quindi più in generale. Quindi, ci sanno e vedono a poco insomma, che Firenze perde parte dei propri pregi con la globalizzazione che si avvia. Così il solito Pujolat, ricordava prima Leopoldo, i giochi pubblici fanno parte della fisionomia di un popolo. Avevo domandato ciò che erano divenuti gli antichi giochi fiorentini, il gioco del calcio, e ho saputo che erano stati dimenticati. Infatti i divertimenti popolari non si conosce più ora che la festa di San Giovanni. Firenze conserva male il suo antico carattere, usi, costumi, tradizioni, tutto ciò a poco se ne va. Ogni giorno toglie alla città dei fiorentini qualche cosa dei suoi vecchi tratti. Il carattere di Firenze è stato fortemente modificato dalla nostra dominazione, fa riferimento alla dominazione napoleonica tra il 1800 e il 1814. Aggiungete che dopo 15 o 20 anni il numero degli stranieri che hanno visitato questo paese è tale che i viaggi hanno preso il carattere di una vera invasione. Noi oggi non pensiamo
al turismo di massa, appunto, che da qualche decennio almeno francesi, inglesi, tedeschi, russi vi lasciano con loro ogni sorta di miseria morale. Un bel cielo delle meraviglie del genio e delle arti hanno fatto dell'Italia la grande passeggiata delle nazioni, ma qui si fa riferimento a Firenze, anche se poi si allarga al tour italiano. Quindi, e possiamo immaginare i lavori urbanistici, quindi come vengono accolti da questi forestieri, quindi sempre negativamente, sia quelli intrapresi avviati dal Granduca tra gli anni 40 e 50, e quindi i nuovi quartieri, il Barbano, Maglio, intorno a Piazza oggi Indipendenza, fino verso Piazza Razzeglio, insomma, oppure le cascine dentro le mura, insomma, lungo l'Arno di Ognissanti e dintorni. Forse il più critico è Joms, nel 1873, questo grande scrittore che stette molti anni anche a Firenze a più riprese. Alcuni viaggiatori di necessità avevano continuato ad assistere all'abbattimento delle antiche mura e all'espandersi della massa compatta che da tempo immemorabile aveva avuto per centro la Piazza della Signoria, per mano di intraprendenti sindaci. Tale processo costituì un organismo slegato del tipo, come essi affermano, con gusto perverso, di quello di Chicago, uno di quei posti che, poiché non possiedono una circonferenza, Firenze poi veniva sempre vista, no, come un cerchio, non possono vantare la dignità di un centro. Oggi Firenze perde se stessa in polverosi boulevard, quindi viali, e in eleganti beau quartier della moda, come quelli di Napoleone III e il barone Haussmann dovevano imporre a un'Europa ancora troppo medievale. Quindi queste critiche che sono ripetute nella sostanza un po' da tutti, quindi Vernon Lee, 1898, questo dopo però la distruzione non solo della Firenze del Poggio e la Firenze capitale, ma dopo anche la distruzione del vecchio mercato, del ghetto, quindi la ricostruzione borghese di Piazza della Repubblica, già ovviamente Piazza Re Vittorio Emanuele. Il centro comprendente del mercato vecchio, la loggia vasariana del mercato del pesce, molte importantissime chiese, molti interessanti e bei palazzi, sedi di corporazioni di antiche famiglie e un unico ensemble di strade e di vicoli medievali, non è stato diradato, arieggiato, prosciugato dall'umidità o comunque reso salubre. Si parlava di risanamento. Il progetto doveva portare al risanamento di un quartiere oggettivamente poco salubre, non era quello del ghetto, ma semplicemente cancellato dalla faccia della terra. Quindi, e così si potrebbe ricordare, quindi c'è veramente una ricchezza di testimonianze che potrete leggere. Clarissa Goff, anche questo, ecco come la definisce la piazza Vittorio Emanuele oggi della Repubblica. Tutto è stato buttato giù e sostituito da che cosa? Da un'orrenda piazza moderna adatta a qualche città del Nuovo Mondo venuta su dal nulla, quindi si ricorda lo Chicago di James, al centro della quale c'è la statua di Re Vittorio Emanuele, quindi oltre la scritta nel porticato, quindi sopra. Ecco, io ho scoperto Giovanni Papini, per la verità non lo conoscevo molto come scrittore, quindi, però appunto leggendo per questa occasione ho scoperto Papini e sono rimasto, ho fatto, come si dice, un salto sulla poltrona. Qui siamo nel 1913 e Papini aveva già coniato la Firenze gentrificata, la Firenze over tourist 110 anni fa. Bisogna avere il coraggio di urlare che non viviamo alle spalle dei morti e dei barbari. Siamo i bidelli di sale mortuarie e servitori di vagabondi esotici. Se aveste veramente l'amore per il passato dovreste pigliarvi a ceffoni, insomma, futurista piuttosto, come si sa, insomma, aggressivo, pensando che da 200 anni a questa parte siete i ruffiani dei vostri progenitori. Non vivete per voi stessi la vita di oggi, ma siete continuamente occupati in questo ignobile esercizio. Levare i quattrini dalle tasche degli stranieri, facendo loro vedere i rimasugli dei vostri celebri defunti.
Se girate le migliori strade di questa città non vedete altro che alberghi, pensioni, case e camere mobiliate, caffè per stranieri, uffici per stranieri, spedizionieri per gli stranieri, stanze per il tè, negozi di antiquari e di rigattieri, botteghe di statue e di statuine, corniciai, stucchini, alabastrai, venditori di copie di quadri di galleria, di fotografie artistiche, di cartoline illustrate, di vitrine antiche, di libri antichi, di stampe antiche, di stoffe antiche, di false anticaglie, di falsi colci del Seicento, di false vecchie gioiellerie di ricordi di Firenze in bronzo, in ferro, in maiolica, in legno e in cartapesta. Poi ho anche tagliato. E poi da tutte le parti musei e gallerie e musei. Senza contare i grandi musei dello Stato, noi vediamo i palazzi comunali, i palazzi privati e persino le case qualunque, ma illustri per un verso e per un altro, trasformate in museo. Ci sono le ville museo, le botteghe museo, le logge museo. Tutta la città un giorno o l'altro si potrà chiudere dentro da un muro e fanno un gran museo con il biglietto d'ingresso di 100 lire. Qualcuno mi sembra abbia avuto un'idea abbastanza simile a questa. E per ogni dove cartelli e targhe in francese, inglese e tedesco per convincere i forestieri a buttare fuori la mezza lira, la lira, le 10 lire, le 1000 lire. Ormai non sappiamo fare altro. Metà dei fiorentini campa direttamente alle spalle degli stranieri e l'altra arriva alle spalle di quelli che campano alle spalle dei forestieri. Se domani cambiassero i gusti e le simpatie di questi idioti francesi, inglesi, americani, tedeschi, russi e scandinavi che vengono a vedere Michelangelo, Giotto e Botticelli, la nostra città sarebbe rovinata. A Firenze, appena si sente un po' di più la miseria, si dice subito: quest'anno non c'è Forestieri. 1913 Giovanni Papini. È vero che anche nel 1970 un certo Edoardo Detti, urbanista molto sensibile al patrimonio, al paesaggio, all'ambiente, è stato anche consigliere di Italia Nostra. I monumenti, i palazzi, le chiese, i musei quasi spariscono nel frenetico groviglio del traffico. Appaiono sempre più anacronistici i vieti slogan di Firenze, culla dell'arte, città della cultura, degni delle sbavature geografiche, insistono in una pubblicistica mercantile per il turismo di massa e per i salotti bene. Un atteggiamento che confina tanto con gli interessi alberghieri quanto con la pacottiglia delle bancarelle che si vende per artigianato e con il provincialismo di tanti personaggi locali e insiste più furbescamente che ingenuamente su un anacronistico fiorentinismo che nulla ha a che vedere con la storia di Firenze vecchia e nuova ed è colpevole di coprire i veri problemi della città. Qualche anno dopo un certo Antonio Paolucci ha coniato la formula, la Disneyland del Rinascimento, che ha avuto molta fortuna quindi negli anni 80, come vedete, quindi almeno dal Pujolà del 1840 quindi, e poi dal Papini del 1913 è tutto questo crescendo di attenzioni, perché Firenze poi non era solo una tappa di Gran Tour, ma tanti stranieri venivano, stavano a Firenze anche per mesi, per anni, risiedevano, anche si trasferivano definitivamente, soprattutto inglesi e americani, quindi ecco, e quindi e poi ci sono i fiorentini. Sui fiorentini viene fuori uno spaccato, quindi che ci riassume in poche parole il nostro Robert Darlington 1596, guardando in particolare a quella bellissima, straordinaria opera di geografia universale che esce nel 1590 con la firma di Giovanni Boterio, questo geografo gesuita, attraverso raccogliere notizie per tutto il mondo attraverso le colonie dei gesuiti, quindi una geografia veramente, lasciatemelo dire, straordinaria. E questo colto Robert Darlington quindi si affida proprio a Botero e conferma a lui direttamente che aveva visto generalmente giusto. Quindi il Botero nelle sue relazioni universali, parlando dei fiorentini, dice che sono parchi, ritirati, poco amici dei forestieri, tenaci del denaro, provvidi dell'avvenire, cupi, cogitabondi, d'animo sempre rivolto all'interesse, intenta al guadagno, detto in inglese, insomma, all'epoca, e in un altro passo attribuisce loro sottigliezza d'ingegno, parsimonia, accortezza, diligenza, attitudine all'arte, un procedere per appunto, uno star su vantaggio, un non trascurare cosa alcuna.
cortesia e generosità, ma il loro carattere, dice il nostro autore Botero, è chiuso e ritirato. Ma certo, dopo una breve conoscenza, soprattutto se sperano di ottenere qualcosa da voi, hanno il modo di fare e di offrire ogni possibile cortesia, la loro casa, i loro servitori, se stessi. Ma caspita, è ritenuta la peggior scortesia del mondo, una mala creanza, in italiano, accettare le offerte, non è nelle usanze della Toscana. Una volta attecchita all'usanza di accettare, il complimento dell'offrire sarebbe ben presto abbandonato. Quindi, come vedete, poi si può essere o non essere d'accordo, ovviamente. Le altre cose che dice Botero le considero verissime, sia sulla diligenza e sull'abilità di guadagno dei fiorentini, detto da un inglese, e sulla parsimonia e frugalità nel mangiare, soprattutto in casa propria o alla locanda dove uno paga secondo il consumo. Ma guardiamoli alla mensa di un altro o a un pranzo a prezzo stabilito, terranno testa al più grande mangiatore di qualunque condizione. Beh, un po', come dire, maligno, quindi, però insomma sono divertenti questi riferimenti a caratteri, a consuetudini, a costumi. Quindi, parsimonia, beh, molti dicono sono taccagneria, insomma, direttamente. Il malevolo Marchese de Sade, abbiamo visto prima per le strade, quindi si può a ben diritto affermare, se vi è un paese al mondo in cui il lusso è inutile, questo è proprio Firenze. La nobiltà poco ricca, o almeno poco fastosa, vive assai ritirata, non offre mai un bicchiere d'acqua, nemmeno a più raccomandati. A cosa servono dunque questi belli appartamenti nei quali non si entra mai? Quindi, carenza di senso di ospitalità, quindi che ovviamente colpisce non solo il Marchese de Sade. Decadenza, ma un po' cattivello, quindi la decadenza è anche culturale. Quindi a metà, seconda metà del Settecento si chiede che direbbe, dove sono, chi direbbero i Dante, i Petrarca, i Machiavelli, i Michelangelo e tanti altri se ritornassero in questa antica patria delle arti e constatassero la bassezza e l'avvilimento in cui sono oggi ridotte. Queste riflessioni non gettano sul popolo un'ombra gradevole. Un fiorentino insegna appena a leggere e a scrivere a suoi figli. Attualmente sarebbe impossibile citare un solo uomo di genio e queste belle biblioteche pubbliche aperte a chiunque voglia mettere insieme qualche cognizione non sono abitate dall'indigenza. Beh, insomma, forse ricordiamoci che la Firenze nella seconda metà del Settecento ha un'accademia geografica. Insomma, è una istituzione di portata nazionale, quindi agronomi, sperimentatori, quindi ha tutta una serie di scienziati che stanno operando proprio in quest'anno, nel 75 per la verità nasce il Museo della Specola, quindi di Porta Romana, ma c'è tutta una serie di scienziati, a partire dai territorialisti che aiutano il Granduca Pietro Leopoldo nelle sue riforme, già al tempo della Regente. Sto parlando di Perelli, di Ximenes, di Ferroni, di Fossombroni, sono tutti ingegneri, architetti, territorialisti, insomma, importanti. Esiste poi tutta una letteratura, una cultura tradizionale, quindi fa capo alle accademie. Firenze c'è l'Accademia della Crusca, l'Accademia Fiorentina, l'Accademia delle Arti del Disegno, tutta, quindi insomma, quindi diciamo pure De Sade e altri, però altri insistono sul metro del De Sade, quindi per questa viene fuori anche una immagine un po' insospettata della società fiorentina del primo Settecento. Ho scelto questo Thompson 1723-24 e vi dirò poi perché. Le donne vengono discriminate, le donne sono segregate, le donne non devono partecipare alla vita della società, quindi al bel mondo, è cosa soltanto maschile, quindi qui la gelosia, si parla chiaramente di gelosia da parte dei mariti, quindi e quindi però costumi tradizionali poi vengono
rivoltati e annullati pochi anni dopo. Però se andiamo a vedere Pietro Leopoldo, le sue relazioni sul governo della Toscana, scritte alla fine degli anni '80 prima di lasciare il paese per volare a Vienna, quindi, insomma anche Pietro Leopoldo ci va giù pesantemente, soprattutto sull'aristocrazia, non sul popolo, sulla nobiltà fiorentina. Leggiamo velocissimamente: la poca appunto educazione, specialmente per la parte morale, si dà alla gioventù, anche delle prime case di Firenze. L'intera libertà si accorda giovane fino dall'età di 16 o 18 anni di fare quello che vogliono. La negligenza e l'incuranza dei parenti non vogliono spendere nell'educare i figli per tenerli maestri e nel non invigilare sulla condotta dei figli medesimi, cioè maestri sono i precettori, per non privarsi dei loro divertimenti. I cattivi esempi e con la loro cattiva condotta disunioni domestiche danno ai medesimi. I matrimoni fatti per lo più senza inclinazione, per pure interesse e vedute di dote, eredità, eccetera, senza scelta di persone, con sproporzione di età, molte volte di nascita. La cattiva educazione hanno ricevuto quasi tutte le ragazze o dalla servitù o nei conventi. L'intera eccessiva libertà che appena maritate si accorda alle spose, senza che alcuno ci invigili nell'età più pericolosa e quando hanno il meno di esperienza e il maggior bisogno di guida e di consiglio. Le cattive compagnie subito le circondano e sono causa della poca unione e cordialità che generalmente si trova nelle famiglie e nei matrimoni, l'ozio che regna in tutti i ceti, il gusto continuo per i divertimenti, l'infingardaggine che è una conseguenza, come anche lo spirito di voler indagare i fatti altrui, della critica, maldicenza e malignità. La voglia di soverchiare gli altri, l'eccessivo lusso che regna nelle donne di tutti i ceti, molto superiore alla loro condizione ed entrate. Sono le cause del libertinaggio, ora si parla di libertinaggio. In Firenze la nobiltà è estremamente ignorante, non studiando né applicandosi punto unicamente occupata dall'ozio, senza cultura né istruzione, generalmente con poco punto di onore, sarebbe portata a essere prepotente verso il popolo e le altre classi e ceti della città, quindi anche la borghesia, disprezzando e trattando tutti dall'alto in basso. Disuniti fra loro in apparenza, fanno corpo assieme per disprezzare e opprimere gli altri ceti. Sono superbi alquanto falsi di carattere e credono che tutta la Toscana debba contribuire unicamente al piacere e vantaggio loro, come era al tempo di Repubblica, quando Firenze era dominante. Quindi questo Pietro Leopoldo che normalmente parlava infatti qui a Orwell nel 1796 parla chiaramente di Cicisbei, donne libere, quindi un cambiamento radicale proprio a 360 gradi dei costumi rispetto al primo Settecento, insomma. E poi possiamo immaginare la vita cittadina, anche se insomma i fiorentini non ospitano, non danno ricevimento. I teatri dell'opera, qui delle descrizioni di questi teatri, la Pergola, gli Intrepidi, gli Arrischiati, risoluti, solleciti, ingegnosi, dove andava, le passeggiate in carrozza da porta a porta, l'ostentazione dello Stato, insomma, quindi carrozza, cavalli, quindi i nobili, chi poteva, da porta San Gallo a porta Romana, da porta al Prato a porta alla Croce, quindi era tutto intersecato. E poi al parterre, dalla metà del Settecento, quando viene costruito con l'Arco di Trionfo lorenese in piazza, oggi in Piazza della Libertà, quindi alle Cascine, in particolare alle Cascine. Ricordo questo passaggio della nostra Linke Piozzi perché ricorda le pinete, i grandi pini che si trovano nei boschi delle Cascine, suppongono non hanno rivali, offrono tuttavia poca ombra o riparo dal caldo, poiché la loro chioma, simile a un ombrello, è stranamente piccola in proporzione alla loro altezza e dimensione, essendo alcuni di loro di 10 o anche 12 piedi di diametro. Questi venerabili pini, questi gloriosi prodotti della natura, sono comunque destinati tutti alla distruzione. Infatti verranno messi in cesti di vimini e andranno a alimentare i fuochi del Granduca, coglie occasione perché se ne tagliava uno, quindi la scandalizzata la Cipiozzi, come vedete le nostre sensazioni contemporanee, quindi supini non ben accetti, quindi
E così la festa dell'ascensione alle cascine. Le cascine sono ormai da quando Pietro Leopoldo le apre, siamo nei primi anni '80, quindi da fattoria granducale specializzata sulle mucche e sul latte comincia a diventare il palco. Quindi. E poi l'ascensione, per esempio, De Ville Mareste, 1824-25. I Granduchi di Toscana possiedono anche un'incantevole casa di campagna chiamata le Cascine dell'Isola. Vi si nutrono delle superbe vacche, vi è posta una latteria, Fiorentina andava a comprare il latte e il formaggio, burro, raggiungibile attraverso il bosco delle Cascine. Il giorno dell'ascensione un concorso immenso di fiorentini anima questo bel bosco, di cui l'Arno bagna la sponda meridionale. È inframmangiato da praterie, terre coltivate, divise da vialetti ombreggiati da alberi. Una grande strada attraversa il bosco e conduce alla casa di campagna dei Granduchi, la cui costruzione risale solamente all'anno 1787, se ricordo bene, di Manetti padre, di Giuseppe Manetti. Insomma, quindi questa il nucleo della facoltà agraria. E poi possiamo immaginare San Giovanni, una festa alle 7 del mattino, la sfilata in costume in piazza del Granduca, della signoria, nobili soprattutto e militari, quindi qui siamo a Gibbon 1764, e il pomeriggio la grande corsa dei cavalli senza cavaliere, quindi cavalli spaiati, come si dice, insomma, che da Porta a Croce attraverso tutte le vie che portano al corso e poi escono da Porta alla Croce. Porta al Prato, Porta alla Croce, Porta al Prato, scusate, Porta alla Croce, che era la corsa delle corse, quindi, a cui i fiorentini assistevano con grande passione, quindi, per le strade della città. Quindi, e poi la corsa dei carri, 4 carri in piazza Santa Croce, in piazza Santa Maria Novella. Questi 4 carri facevano 3 volte il giro della piazza e anche qui c'erano premi su chi vinceva. Quindi. E poi la festa del gioco del calcio, qui ce la ricorda il Volkmann, che già a metà dell'Ottocento si lamenta essere ormai perduta, che attraverso ricordiamo che il gioco del calcio erano 2 squadre esclusivamente di nobili, solo gli aristocratici potevano essere di una o delle 2 strade, quindi in divisa, quindi scendeva con tutta l'alta società, le donne, le nobildonne che applaudivano quindi il vincitore, insomma, insieme ad altri. Quindi non era un gioco popolare, era un gioco tradizionale, quindi della città. Quindi ripeto che poi venne trasferito, ci ricordo nella letteratura, io con Yolanda Fornesi ho studiato soprattutto i 2 scrittori fiorentini, Bruno Cicognani e Vasco Pratolini, quindi del primo Novecento, della prima metà del Novecento, con i loro romanzi e i loro racconti. E venne fuori uno spaccato su cui spero nel prossimo anno di poter conversare. Quindi. E si ricorda che poi il gioco del calcio nel primo Novecento venne ripreso e portato addirittura alle cure poi dopo reintrodotto in città. Quindi. E però ecco questa arretratezza ormai imprenditoriale, quindi delle scelte di dirigenti dell'elite finanziaria e politica della città, è un dato di fatto anche negli anni di Pietro Leopoldo e subito dopo, insomma, quindi poi bisogna aspettare gli anni delle ferrovie perché insomma, no, riprenda con le banche e le ferrovie, riprenda un'attività diversa da quella dell'agricoltura, degli investimenti nelle fattorie in campagna. È un grande agronomo di portato europeo, ma anche, quindi viene a Giorgofili, si trattiene molto a Firenze, anche lui segnala, va a vedere tutte le coltivazioni sperimentali, ma quella del Pievano di Villamagna su a Bagnaripoli, quindi si lamenta un po' di tutto questo, insomma, un terziario
parassitario, quindi inospitale oltretutto, come hanno ricordato prima di lui tanti altri. Il marchese Riccardi ha 40 servitori e ognuno poi fallì dopo pochi anni, quindi il marchese aveva acquistato il primo palazzo dei Medici, di cui solo alcuni membri sono al servizio del marchese, ma tutti mantenuti da lui. La sua tavola è magnifica, è ostentazione, è servita con tutti i cibi, tipi di cibi squisiti, ma stranamente non ci sono mai degli invitati, solo la famiglia, i tutori e i cappellani. La casa di Ranuzzo è la più ricca e anche un numero più alto di domestici con lo stesso sistema. Niente pranzi come in Inghilterra, aperti, però pubblici, niente cene come in Francia, niente feste, niente equipaggiamenti costosi, ma una lunga serie di pensionati fannulloni, tolti dal lavoro utile e tenuti lontano dal lavoro produttivo, quindi questa dimensione proprio di rentier, di redditieri che colpisce in particolare gli inglesi, che sono ovviamente all'avanguardia anche in questi anni di fine Settecento, la rivoluzione industriale sta prendendo piede. Ecco, però ci sono anche dei pregi nel carattere fiorentino. Prima di tutto rispetto delle leggi, o paura o convinzione rispetto alle leggi, contrarietà alla pena di morte. Quindi questi sono, per esempio, il Pugiolat 1840 ci ha lasciato veramente tante belle. In questi ultimi tempi, nel 1816, fu commesso un omicidio sulla frontiera toscana. Occorreva applicare la pena di morte perché, come si sa, Pietro Leopoldo sì, l'aveva abolita, ma con i francesi venne reintrodotta subito dopo. Il condannato doveva essere giustiziato a Firenze. La mattina dell'esecuzione metà degli abitanti se ne andarono dalla città per ritirarsi nelle ville e all'ora fatale l'altra metà si rinchiuse in chiesa. Non c'era nessuno presente al supplizio, tranne il boia, i suoi aiutanti, le guardie mandate e 3 inglesi. Prendetevi questo, e dire, no, il francese Pugiolat, quindi si prende una piccola soddisfazione, evidentemente. E così anche l'altro francese del Simon nel 1828, quindi anche se non so fino a che punto va attribuito a Leopoldo, né se egli li abbia resi o li abbia trovati tali, credo che la pena di morte sia stata inflitta solamente una volta durante il suo regno. Il giorno dell'esecuzione Firenze sembrava un deserto, coloro non potevano allontanarsi, restavano chiusi in casa nelle chiese divenute popolatissime. La dolcezza delle toscane è proverbiale, ecco, lo dico alla fine, proprio questa osservanza. E quindi sulla modernizzazione, vado velocissimo perché vedo che il tempo si sta avvicinando, ricordo John Ruskin, che è molto noto, quindi anche lui come James, quindi è stato a Firenze tante volte, e descrive con fastidio, però qui siamo già prima dei lavori del Poggi, la Firenze si stava modernizzando, diventando una città europea, per i lavori edilizi già nata alla metà del XIX secolo, in presenza di selciai, muratori, rovine, rumori, con l'invadenza delle carrozze pubbliche e degli omnibus trainati a cavalli e il loro immancabile corredo di fieno e di letame. L'intellettuale mostrò di aborrire anche la frequentazione borghese della città, ovvero la volgare folla delle passeggiate estive, con tanto di sigari, sputacchiamenti, coloratissimi abiti femminili, che finiva a vanificare o rendere difficile il contatto diretto e personale con il patrimonio storico e artistico della città. Quindi, insomma, questa mentalità aristocratica dell'uomo di cultura e vuole avere Firenze tutta per sé per godersela, osservarla. Quindi. E così tanti altri. Ecco, lo Spence, scusate la mia pronuncia, che invita tutti nel 1847, siamo quindi negli anni di Leopoldo II, dei primi lavori, a fare schizzi di qualsiasi oggetto colpisca, perché di certo non avrebbe ritrovato qualche cosa in un eventuale nuovo viaggio nella città. Al suo posto avrebbe visto strade dritte, una stazione ferroviaria che era in costruzione e magari una gigantesca ciminiera delle costruzioni del tutto estranee alla Firenze storica. E così tanti altri. Concluderei però con questo Polonceau che abbiamo ricordato tante volte. Lui c'è stato, lo dice alla fine, solo 17 giorni, però veramente doveva avere un occhio attento e scrive questa specie di elegia
sulla Firenze, invitando tutti, è una sorta di promozione, insomma, quindi turistica, quasi da ente specialistico. Ora rintracciamo sommariamente i vantaggi che presenta la capitale della Toscana a colui che desidera trascorrervi un bel soggiorno, una vita dolce, calma, regolare, alcuni aggiungerebbero monotona. Le strade in generale sono ben praticabili, molte sono larghe, tutte sono lastricate in pietra, disposte irregolarmente alla maniera degli antichi cammini romani. I lungarni sono estesi e comodi, si cominciava anche a prolungare. Fra le piazze ce ne sono delle grandi, nessuna è veramente notevole. La maggior parte delle case sono alte e coperte di tegole rotonde. La sporgenza toglie luce e rende qualche volta cupi gli appartamenti, favorendo i pedoni di un'ombra protettrice contro gli ardori del sole che è bruciante in estate. Ci sono numerose sale per spettacoli, quella destinata all'opera, alla pergola, è più frequentata delle altre dall'alta società. Si contano a Firenze da 65 a 70 mila abitanti, per la verità nel 1945 ci si stava ormai avvicinando a 90 mila, in ragione dell'estensione della città e di un movimento d'affari poco animato. In nessun posto, anche nei giorni in cui il lavoro finisce, c'è affluenza, senza tuttavia nell'insieme, come nel particolare, ci sia una finta di tristezza sparsa. Ciascuno è occupato dal suo commercio, dai suoi affari, con una specie di misura abituale. Da nessuna parte la mancanza di agiatezza si lascia scorgere. Tutte le classi amano le arti, le lettere, le scienze sono coltivate con gusto, rispetto quindi al Settecento ci sia stato un progresso. Così si hanno, sotto questo punto di vista, tutte le risorse. Firenze diventerebbe facilmente l'Atene d'Italia. I monumenti, i depositi di oggetti sono aperti al pubblico, per così dire a tutte le ore. Le leggi scritte sono esemplificate. I costumi pubblici, essendo addolciti da un buon governo, hanno fatto addolcire le leggi criminali. Da qui poi le pene capitali. Il principe governa con saggezza e soprattutto avendo un primo ministro di un merito eminente, che è il Baldasseroni, tollera la libertà di scrivere. Per quanto riguarda le cose necessarie alla vita, il vino è di un'ottima qualità. I generi commestibili di qualunque specie sono abbondanti sul mercato. Il prezzo dell'uno e degli altri è molto moderato. In generale sono molto buoni, quindi anche per l'alimentazione. Il fiorentino è sobrio, economo, senza avarizia, ama i fiori, la rosa è quella per la quale ha una predilizione. Questa Firenze fiorita quindi ritorna in tantissimo. La Piozzi, per esempio, ricorda, è vero non c'erano i vivai, però c'era negli ortolani, coltivavano non solo ortaggi ma anche fiori, quindi da vendere non solo ai visitatori ma anche alla società fiorentina, ma si dice poi non so. È assai comune vedere nei negozi, che dico, vedere la domenica soprattutto il padre, la madre e i figli fra i borghesi con un mazzo di rose in mano, andare a passeggiare alle cascine, passeggiata prediletta, realmente ricercata, talmente indispensabile che nella buona società ed ogni classe inferiore ci si domanda reciprocamente: siete andati alle cascine? Cosa non avrei ancora da dire sulla tela di questo quadro? Vi ho messo tutte le altre attrattive giuste per invitare il viaggiatore a visitare Firenze. I 17 giorni che vi ho passato saranno per sempre presenti nella mia memoria. Vi ringrazio per la pazienza, quindi di questi, ripeto, pochi frammenti che però insomma cerco di allargare con questa selezione antologica che metteremo in rete nel sito di Italia Nostra.